Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, resta in carcere il giovane che ha sparato con un fucile e ferito una donna in piazza Nascè. Il GIP ha convalidato l'arresto. Etna, vulcano coperto da neve e lapilli, in sommità continua l'attività stromboliana, voli regolari all'aeroporto di Catania. Le corse di Santo Stefano, il giorno dopo Natale c'è chi cerca di smaltire chi di troppo e chi comincia a cambiare i regali. La leggenda di Eliodoro anima il prospetto di Palazzo degli Elefanti, il videomapping Pietra Canta affascina il pubblico di Piazza Duomo a Catania. Le saline di Trapani candidate a patrimonio dell'UNESCO, celebri per la produzione del sale e i loro mulini a vento, sono habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, un territorio unico in Sicilia. Nel Ragusano, nel silenzio, nella bellezza e le grotte di Spaccaforno rivive il presepe vivente di Ispica. Calcio, Santo Stefano di lavoro per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Padova, diverse le assenze in casa rosanero. Calcio mercato, Catania tra i club più attivi, rossazzurri a un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Bentrovati, la cronaca in primo piano. Resta in carcere il giovane di 21 anni che ha sparato la notte tra sabato e domenica scorsi ferendo una passante in centro a Palermo. Il GIP ha convalidato l'arresto. Manlio Viola. È stato convalidato il fermo di Giuseppe Calì, 21 anni, accusato di aver esploso un colpo di fucile in piazza Nascè a Palermo ferendo una donna di 33 anni, Valentina Peonio. Il fucile da caccia è stato ritrovato dai poliziotti, a indicare dove fosse nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. Il giovane che vive a Borgo Nuovo lavora come pasticcere. Agli agenti della squadra mobile avrebbe detto di aver trovato il fucile da caccia del 1800 in un cassonetto vicino alla stessa piazza Nascè. Le accuse nei suoi confronti sono di detenzione di arma clandestina, lesioni personali, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. A incastrarlo ci sarebbero le immagini delle telecamere e le testimonianze della vittima e di un'amica. Il PM Sara Morri, nella richiesta di convalida dell'arresto del giovane, ha scritto che pur essendo l'indagato incensurato la sua condotta denota estrema pericolosità sociale, dal momento che si aggirava nelle vie del centro di Palermo il sabato notte armato di fucile, dal quale sono partiti i colpi che hanno ferito la vittima e che solo per circostanze fortuite e ingovernabili non hanno portato a conseguenze ancora più gravi. Intanto, terzo giorno di ricorso al supporto della vigilanza privata a Palermo nei quartieri a rischio. Dalla vigilia di Natale fino a Capodanno 5 pattuglie della Sicur Transport di pomeriggio, 6 di notte supportano i controlli della municipale e delle altre forze dell'ordine. Sull'iniziativa la consigliera Mariangela Di Ganci del PD, dopo essersi espressa in maniera estremamente critica, oggi ha annunciato una interrogazione. A Messina, la sera della vigilia, mentre tante famiglie si scambiavano gli auguri, la moglie ha accoltellato il marito. È successo in un'abitazione di Faro Superiore, dove sotto l'albero è scoppiata una tremenda lite. Presa dalla furia, la donna ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il marito, finito in ospedale. I carabinieri hanno arrestato la moglie per tentato omicidio. Continua sull'Etna l'attività stromboliana con cenere e lapilli in mezzo alla neve. È emesso un avviso arancione per l'aviazione, ma al momento nessun impatto su Fontana Rossa. Per possibili fontane di lava sono chiusi gli accessi dei turisti alle aree del vulcano al di sopra dei 2500 metri di quota. Roberta Lunghi. L'Etna continua a prendersi la scena in Sicilia. Sul vulcano innevato prosegue infatti un'intensa attività stromboliana dal cratere di nord-est caratterizzata dal lancio di materiale incandescente e da modeste emissioni di cenere vulcanica che ha provocato lievi ricadute su Piano Provenzana e a Taormina. L'INGV, Osservatorio Etneo, segnala anche sporadiche esplosioni stromboliane al cratere Bocca Nuova. Alto il tremore vulcanico concentrato nell'area del cratere di nord-est a una quota di circa 3.000 metri, mentre dai dati sulle deformazioni del suolo emergono trend stabili in continuità con quelli iniziati il 24 dicembre. È stato emesso un avviso arancione per l'aviazione, ma al momento l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania resta operativo. Attivo anche lo Stromboli, dove è in corso un trabocco lavico. Il flusso si sta riversando dall'area craterica nord sull'alta parte della Sciara del Fuoco. Dai vulcani al cielo, la Sicilia è interessata infatti da una fase di tempo instabile. Sono previste piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sui settori orientali e sud-orientali dell'isola, lungo il versante ionico e nelle aree interne. Le temperature restano su valori invernali, con massime generalmente comprese tra i 10 e i 14 gradi, mentre i venti saranno moderati e
dei mari localmente mossi. Per questo la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico, un livello di attenzione che segnala la possibilità di allagamenti, disagi alla viabilità e criticità nei piccoli bacini, in particolare nei centri urbani e nelle zone più vulnerabili. L'invito dunque è alla prudenza negli spostamenti. Il giorno di Santo Stefano a Catania è vissuto all'insegna della tradizione. Il giorno dopo il Natale si corre per smaltire i chili di troppo e per cambiare anche i regali che non sono piaciuti o che non vanno bene. L'esercito degli insoddisfatti avanza in Vietnam, mentre il lungomare è una palestra all'aria aperta. Tonino De Mana. Quante calorie abbiamo bruciato? Non lo so, onestamente non lo so. Si corre sul lungomare per smaltire i chili di troppo, si corre in Vietnam per cambiare regali di Natale. A Catania, Santo Stefano all'insegna della tradizione e mattinata che scivola via tra sport, shopping, gastronomia e cultura. Cielo coperto, sole a sprazzi, occhio all'orologio, meno frenesia della vigilia e più voglia di godersi la giornata di festa per un ponte che fa felici gli operatori turistici e non solo. Attira sempre l'anfiteatro romano, il Colosseo Nero, che nel cuore di piazza Stesicoro fa da richiamo anche per uno sguardo dall'alto. Valigie e trolle in mano, c'è chi va e chi viene, ma Vietnam resta sempre il cuore dello shopping, anche se oggi il termine prevalente è cambiare. Purtroppo sì, purtroppo sì. Cosa stai cambiando? Si tocca un po' di vestitini da bambino. Tendenzialmente si cerca di cambiare sempre il regalo dopo, ma perché non piace, ma perché comunque è troppo natalizio. Con una probabilità del 90% sono sempre cambiati. Altro termine prevalente è mangiare. E dopo questo arancino cosa si fa? Dopo questo arancino sicuramente facciamo una bella passeggiata in Vietnam e poi al rientro si va a pranzo. Ancora? Assolutamente sì. Il dopo feste a Catania, le grandi abbuffate, cosa ha mangiato? Ma quanto tempo avete? Non solo a tavola con le tradizionali abbuffate, ma anche seduti comodamente al bar o in piedi. Un po' di corsetta o ginnastica all'aria aperta fanno sempre bene. Un po' di sport all'aria aperta per poter essere pronti a mangiare di nuovo a Santo Stefano, alla vigilia e a Capodanno. Del resto ci attendono altre feste ed altre scorpacciate. Chi corre per cambiare regali, chi corre per smaltire, voi per che cosa correte? Stiamo cercando ancora di capirlo. La leggenda di Eliodoro e il Liotru anima il prospetto di Palazzo degli Elefanti. Il videomapping Pietra Canta ha emozionato cittadini e visitatori presenti in Piazza Duomo. Sentiamo Emanuela Corsi. Eliodoro, un potentissimo mago. La leggenda di Eliodoro e dell'Iotru, simbolo della città di Catania, raccontato e proiettato sul prospetto di Palazzo degli Elefanti. A Natale il videomapping Pietra Canta ha emozionato cittadini e visitatori con uno spettacolo di luci, musica e storia nel cuore del barocco catanese. La leggenda narra che Eliodoro, mago astuto e dispettoso, scolpì un elefante dalla lava dell'Etna e gli diede vita, cavalcandolo per la città per compiere le sue malefatte. L'elefante, chiamato Ukavaddu di Liotru, cioè il cavallo di Eliodoro, permetteva al mago anche di spostarsi istantaneamente tra Catania e Costantinopoli. Fu il vescovo catanese Leone II a fermare le sue malefatte, sfidandolo a superare una prova sui carboni ardenti. Mentre il vescovo passò indenne, Eliodoro fu bruciato vivo, scomparendo tra le fiamme e lasciando l'elefante pietrificato per sempre. Da qui nasce il mito dell'Iotru, simbolo della città di Catania. Il videomapping Pietra Canta prosegue fino al 28 dicembre con proiezioni ogni 30 minuti a partire dalle 17:30. Le musiche evocative e la voce narrante di Ruggero Sardo accompagnano ogni proiezione, contribuendo a creare l'atmosfera natalizia in una delle piazze simbolo della città. E adesso andiamo a Siracusa, turisti alla scoperta di Ortigia tra monumenti e cucina tipica. Sentiamo Francesco Aloi. Adesso siamo all'isola di Ortigia, arriviamo fino al castello, fino alla punta e per il cibo ci stiamo facendo ispirare sul percorso. È un tour tra monumenti e sapori. Santo Stefano a Siracusa è un mix tra nuvole, pioggia e qualche spiraglio di sole. Ma questo non frena i turisti in giro per le vie di Ortigia. Un centro storico meraviglioso e dà la possibilità di passeggiare lungomare è una cosa indescrivibile. Mi ha colpito il mare, la città, il Duomo, il castello, tutto bello e si mangia benissimo.
Si scattano foto, ma lo sguardo va oltre il cellulare. Gli occhi infatti sono tutti per i palazzi e naturalmente per gli addobbi natalizi. Lei arriva dai Paesi Bassi. Cosa ne pensa di Siracusa? È bellissima, tutta la città è meravigliosa. Quindi appunto arrivate il 30 per Capodanno e partirete il giorno 3? Le presenze in città sono nella media. I turisti ci sono, ma il boom è atteso per Capodanno. A confermarlo è il presidente di Noi Albergatori, Giuseppe Rosano. Da domani si prevedono, almeno stando alle prenotazioni, un afflusso di italiani, coregionali e stranieri veramente notevole, e quindi sarà un Capodanno che molta gente ha scelto di trascorrere a Siracusa, nella nostra città. E intanto chi è già in città ha le idee abbastanza chiare, almeno su cosa mangiare. Sicuramente mangeremo l'arancin, che non si sa ancora se fare la O o la finale, comunque li abbiamo assaggiati la settimana scorsa, erano buonissimi, a Novara chiaramente, qua hanno un gusto sicuramente migliore. Adesso una breve pausa e poi vi mostriamo le bellissime immagini delle saline di Trapani e anche quelle di un presepe vivente nel Ragusano, quello di Ispica. A tra poco. Le saline di Trapani candidate a patrimonio dell'UNESCO. Il sito dedicato alla tradizionale estrazione del sale è anche habitat naturale per diverse specie di uccelli migratori. Vediamo assieme a Laura Spanò. Rappresentano uno spettacolo unico in Sicilia, sono le saline di Trapani, Paceco e Marsala, una scacchiera di vasche di sale che fa parte della riserva naturale gestita dal WWF. Proprio questo territorio unico nel suo genere è candidato a riserva della Biosfera MAB UNESCO. Qualora le saline dovessero ottenere questo ambito riconoscimento, si aprirebbero le porte a nuove opportunità per la tutela ambientale e la promozione di un turismo sostenibile e destagionalizzato, diventando l'unico esempio sull'isola di riserva della biosfera. Nate da secoli di tradizione estrattiva, sono molto più che semplici luoghi di produzione del sale, sono veri e propri laboratori naturali, celebri per i loro mulini a vento, i colori cangianti al tramonto e l'habitat per fenicotteri e altri uccelli migratori, e rappresentano un perfetto connubio tra produzione tradizionale di sale, natura e storia. Una costa dove si uniscono bellezze naturali e tracce di un passato unico. Visitarle è come fare un viaggio indietro nel tempo. Impossibile oggi calcolarne le ricadute positive, che sarebbero ingenti, capaci di stravolgere i flussi già importanti del territorio. Mantenere e curare queste aree, sviluppandone le positività e le economie, diventerebbe così un obbligo anche per chi verrà dopo. Torna il presepe vivente di Ispica, nel silenzio e nella bellezza delle grotte di Spaccaforno, l'antico cuore di pietra della città, nel Ragusano. Tema di quest'anno il pane. Veronica Barbarino. L'antica città rupestre di Spaccaforno, oggi Ispica nel Ragusano, si è trasformata ancora una volta per questo Natale in un presepe naturale scavato nella roccia. Tra le grotte, infatti, tornano a vivere mestieri dimenticati, gesti semplici, voci che raccontano la civiltà contadina siciliana attorno al rito del pane. Dalla semina alla raccolta, dalla molitura al forno, fino al gesto universale di condivisione del pane spezzato. Un tema simbolico che prende forma nella visione del direttore artistico Giuseppe Galfo. Mentre la terra produce il pane, il cielo ci dà il pane della vita, che è appunto Gesù bambino. Quindi la natività è una sorta di prima cena, perché Gesù già da quando è in fasce è già il pane per la salvezza, il pane per lo spirito. Guardatelo, è piccolo come un chicco di grano, e come il grano è destinato a crescere, a spezzarsi, a diventare pane per tutti. Momenti intensi che trasformano il presepe in un messaggio di amore, pace e speranza, incantando grandi e bambini. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio, Santo Stefano di lavoro per il Palermo che domani al Barbera sfida il Padova per l'ultima gara del 2025. Diverse assenze in casa rosanero. Marco Gullà. 3 punti per chiudere bene il 2025 e sperare che il 2026 possa essere l'anno della svolta. Il Palermo domani al Barbera contro il Padova vuole cancellare il mezzo passo falso di Avellino e rimettersi in carreggiata. I rosanero devono però stare attenti alla pericolosità dei veneti che hanno fatto molti punti lontano dall'Euganeo e sperano di rientrare nella corsa playoff. Guardando ai precedenti sono 27 le sfide tra Palermo e Padova in Sicilia con un netto predominio dei padroni di casa. Sono infatti 16 successi rosanero a fronte di 5 vittorie biancorosse e 6 pareggi. Inzaghi dovrà reinventare la difesa, assenti Diachité e Bani per squalifica. Inoltre sono da verificare le condizioni di Beresischi e Pierozzi che hanno saltato l'ultima gara in Irpinia. Si proverà fino all'ultimo a recuperarli in extremis e giocheranno se riusciranno ad esserci, ma Inzaghi sta valutando eventuali alternative. Senza il polacco potrebbe giocare Peda a destra e al centro uno tra Ceccaroni e Veroli o l'adattato Blen. A destra invece Giassi si gioca una possibile maglia da titolare. Per il resto confermato il centrocampo composto da Ranocchi e Segre con a sinistra la presenza di Augello, a supporto di Joel Poyampalo ci saranno ancora Palumbo e Ledoron. Per Matteo Brunori invece si profila l'ennesima panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima partita come giocatore del Palermo. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Il mercato tiene banco nei giorni di festa e il Catania è una delle più attive assieme alla Salernitana. Francesco Triolo. Che Catania sarà il 4 gennaio? Nella trasferta di Foggia arriverà qualche rinforzo in tempo, Mimmo Toscano avrà a disposizione gli stessi giocatori che hanno concluso il 2025. È la domanda più ricorrente sotto l'albero di Natale. Il calciomercato invernale aprirà i battenti solo tra qualche giorno, ma oltre lo splendido primo posto si discute anche di nuovi acquisti e cessioni e duelli, perché se sul campo la sfida è quella col Benevento, sul mercato si riaccende quella con la Salernitana di Daniele Faggiano, una delle più attive. Come in estate i due club si stanno muovendo per rinforzare gli organici. Il Catania per esempio è a un passo da Giovanni Bruzzaniti del Pineto per sostituire l'infortunato Ciccerelli, mentre la Salernitana, per dare a Peppe Raffaele un'alternativa all'inglese, sta cercando di avere Facundo Lescano, ormai scivolato in panchina nelle gerarchie irpine. Ad Avellino c'è anche il difensore Manzi in uscita, sul quale il Catania, se dovesse andare via Martic, potrebbe fare un pensierino. Smentita una possibile cessione di Stop e Caturano. La punta, secondo il regolamento, tra l'altro, non ha alternative che tornare al Potenza, visto che ha già indossato in questa stagione le 2 maglie. Piuttosto invece il Catania deve trovare una collocazione per i 2 giocatori fuori lista, De Rose che potrebbe tornare a Cosenza e Luperini per il quale sembra essersi fatto vivo il Gubbio. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.